dobbiamo risistemare Borgo Stazione, risistemare l'ex FAU, abbiamo i Simonetti, adesso dobbiamo fare l'intervento in Viale Cadore e Viale della Vici, cioè abbiamo un sacco di opere da fare che necessitano investimenti, la cui dimensione è quella regionale, per cui io ribadisco, se vogliamo far decollare Udine, dobbiamo fare un patto regione-comune. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni durante la puntata di Ring sottolinea l'importanza della convergenza di obiettivi e di piani futuri con la regione, su cui la sua amministrazione e lui in prima persona stanno spingendo da tempo. Tante le aree sotto la lente di ingrandimento, compresa quella dell'ex dopolavoro ferroviario, con l'assessore Almirante che ha presentato un investitore interessato. È una struttura privata che ha chiuso, adesso come sempre le strutture private poi si prestano a persone che entrano in maniera abusiva e quindi quello è un altro tema che abbiamo sottoposto a Ferrovie, perché abbiamo anche l'area di Via Butrio. Adesso proprio ci ha detto l'assessore Almirante che un imprenditore privato avrebbe intenzione di rilevare quelle aree, però è importante che il comune dia la disponibilità appunto delle variazioni. Adesso abbiamo cominciato questa interlocuzione e andremo avanti su questa. La situazione dei baracconi invece dà l'assist al primo cittadino del capoluogo friulano di dare un'importante novità e aggiornamento sull'area ex Safao. Non possiamo, oggi l'area dove poterli aspettare si chiamerebbe ex Safao. Abbiamo un'area enorme dove poter portare anche gli spettacoli mobili, però anche lì sono rigenerazioni urbane che valgono milioni di euro, l'area è ferma da oltre 50 anni, io ho già detto proprio anche recentemente all'incontro che ho fatto con l'assessore Almirante, bisogna fare dei partenariati pubblico-privati. Allora, ad esempio, tanto per dire, se noi decidessimo con la regione che un'area per gli spettacoli mobili è da fare in ex FAU, potremmo cominciare di liberare la gabbia, fare l'area e cominciare a creare le condizioni, bonificando prima, creando le condizioni perché i privati possano investire.